Benvenuti, tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità della nostra amata squadra. Andiamo al video. Angelo Forgione. Il Napoli esisteva prima di Conte ed esisterà anche dopo di lui. La squadra è stata competitiva con allenatori come Mazzarri, Sarri, Benitez e Spalletti e ha vinto trofei importanti. Non dobbiamo temere un possibile addio. Detto questo, licenziare Conte oggi sarebbe un'ingiustizia, perché con una squadra più stabile potrebbe vincere lo scudetto l'anno prossimo. Quindi i tifosi non devono preoccuparsi. Assolutamente no, il Napoli non dipende da Conte, ma Conte è un allenatore che garantisce competitività e tensione ai massimi livelli. Anche la società fa la differenza. Il progetto di De Laurentiis è solido da 20 anni. I giocatori possono cambiare, ma non la struttura. Conte potrebbe davvero prendere in considerazione la nazionale. La vedo complicata. Conte pretende molto dal club, pretende qualità. In nazionale, però, dovrebbe adattarsi a un livello tecnico inferiore. Oggi è la nazionale ad avere più bisogno di Conte che viceversa. Il rinnovo del contratto potrebbe essere decisivo per il suo futuro? Potrebbe avere un impatto, ma non è garantito. Conte potrebbe anche rimanere fino alla scadenza del contratto e poi andarsene. Però c'è un punto. Quest'anno il vero peso non è il campionato, ma la Champions League. Aver chiuso così indietro in Europa è qualcosa che vorrà riscattare. In campo, Anguissa tornerà ai suoi livelli precedenti? Penso di sì. Ha ancora tempo per recuperare la forma fisica e il Napoli ha bisogno del miglior Anguissa. È un centrocampista che giocherebbe in qualsiasi squadra italiana e anche in diverse squadre europee. Pensi che il Napoli adotterà un approccio più offensivo contro il Parma, magari con Alisson Santos titolare? Lo spero. Il Napoli ha bisogno di ampiezza e di giocate individuali. La partita contro il Milan è cambiata proprio per questo. A volte, tanta qualità a centrocampo non basta, serve equilibrio e un sistema che funzioni. Riguardo al mercato, se arrivasse un centrocampista come Rios, chi cederesti tra Lobotka e Anguissa? Cederei Lobotka. È un giocatore affidabile con la palla tra i piedi, ma non offre opzioni in fase offensiva o realizzativa. Anguissa, invece, ha un impatto più completo. E poi c'è anche Gilmour, che sta migliorando. Come valuti la prestazione di giovane come centravanti? Non merita di essere giudicato. Non è il suo ruolo e non ha la struttura fisica per ricoprire il ruolo di Lukaku o Højlund. Ha fatto quello che poteva, con impegno. Dovrebbe essere valutato nel suo contesto, con caratteristiche più adatte al suo stile di gioco. Infine, riguardo al tema di un ritiro a porte chiuse, come richiesto da Conte. Capisco la richiesta tecnica, ma oggi è difficile giocare senza tifosi. Il Napoli ha costruito un modello diverso, con grande partecipazione. Conte si adatterà, è uno che si è sempre dimostrato aperto ai tifosi. Un nuovo nome per il centrocampo la prossima stagione. Il Napoli ha messo gli occhi su Richard Rios. Il 25enne gioca nel Benfica ed è uno dei principali nomi sulla lista del direttore sportivo Giovanni Manna per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, classe 2000 già nel mirino della Roma, è molto apprezzato dai campioni d'Italia in carica, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito. Per ora non ci sono state offerte ufficiali, ma sono in corso contatti esplorativi in vista della finestra di mercato estiva europea. Richard Rios ha disputato 21 partite con il Benfica in questa stagione, segnando un gol e fornendo 3 assist. Tra la fase di qualificazione e la fase a gironi, il colombiano ha disputato anche 12 partite in UEFA Champions League, segnando un gol e fornendo un assist, entrambi nella partita contro il Napoli di Antonio Conte. Dopo esperienze al Flamengo, Guarani e Palmeiras, Rios si è trasferito in Portogallo nell'estate 2025-26 e vanta anche 30 presenze con la nazionale colombiana, con 2 gol all'attivo. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!